Il decreto sicurezza non convince, così il sindaco di Sori, ospite a Sestri Levante all'incontro sulle nuove politiche migratorie. La legge, dice, porterà altre persone a vivere per la strada. ARPAL stila un bilancio meteo del 2018. L'evento di fine ottobre, la mareggiata, entra nella storia con ondate oltre i 10 metri, toccate temperature record sia per il freddo che per il caldo. Iniziati i saldi invernali 2019, acquirenti a caccia delle offerte, segno meno per il commercio natalizio nel Tigullio, questa sera negozi aperti a Chiavari fino alle 23. A Paggi di Carasco il presepe è allestito all'interno dell'antico frantoio. Tra mestieri e oggetti della tradizione contadina viene portata avanti una raccolta per restaurare la cappella di Sant'Alberto. Rinnovata l'alleanza tra Chiavari, Scherma e Anfas Tigullio Est. I ragazzi si cimentano in pedana e augurano buon anno con un calendario stellare. 25 squadre provenienti da tutta Italia per un sorriso nel cuore. A Chiavari la seconda edizione del trofeo dedicato alla memoria di Giovanni Bianchi. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Mentre fa discutere la situazione dei profughi sulla Sea Watch, nel Tigullio i sindaci si interrogano sull'applicazione del decreto sicurezza in materia di immigrazione. Oggi a Sestri Levante si è svolto un incontro sul tema dal titolo Accoglienza e interazione. Tra gli ospiti il sindaco di Sori Paolo Pezzana. Lo abbiamo intervistato. Nei contenuti che cosa non vi convince di questa legge? Non convince l'abbandono dell'accoglienza diffusa, che è stata la modalità attraverso la quale si sono realizzate le esperienze positive di integrazione come quelle sul nostro territorio, che hanno portato l'Italia ad essere considerata in Europa come un benchmark, un punto di riferimento per la qualità dell'accoglienza. Non convince la scadenza dei tempi, non convince che non si siano potenziate le commissioni e quindi si mettano fuori delle persone senza avere in realtà la garanzia che entro 90 giorni le commissioni si pronuncino sul loro status. Non convince il fatto che si producono con questo decreto delle persone regolari, perché se chi ha la domanda di protezione comunque è legittimamente soggiornante sul territorio nazionale, non ce lo dobbiamo dimenticare, che non hanno diritto ad alcuna forma di accoglienza e quindi che sono delle persone senza dimora a tutti gli effetti, che andranno a bussare alle mense, ai dormitori delle strutture caritative che già sono oberate. L'Istat ci dice che ci sono in questo momento, prima del decreto, il 50% dei posti disponibili rispetto alle persone che vivono per strada in Italia. Non convincono tutte queste misure che, oltre a violare probabilmente dei diritti, ma su questo lasciamo alla Corte Costituzionale il grosso lavoro che avrà da fare su questo testo, si crea proprio disordine, si crea per decreto e non è una cosa che fa bene a nessuno. Molti si sono impegnati a fare vera integrazione. Forse l'aspetto positivo della legge è che va a colpire chi invece ne ha fatto un business? Io denuncio le attività criminali svolte da alcuni soggetti che hanno gestito attività in questo ambito da anni. Sono stato tra i primi e mi sono battuto in prima persona in questo senso, ottenendo anche alcuni risultati. Sono da sempre convinto che fare di tutta l'erba un fascio non sia la soluzione migliore per colpire chi delinque in alcuni casi o comunque chi ha casi di mala gestione. Credo che bisogna intervenire puntualmente e severamente. Non mi pare che il decreto vada in questa direzione. Domani, solennità dell'Epifania, si conclude il periodo delle festività natalizie. È il tempo in cui la luce di Dio abbraccia il mondo intero, ha sottolineato Monsignor Bruno Forte in una intervista a Vatican News. Come i magi, ogni uomo è alla ricerca di Dio, anche quando apparentemente gli uomini si mostrano distratti, indifferenti e lontani, ha spiegato il presule. Noi credenti sappiamo che nel loro cuore c'è una sete di Dio. Sentiamo. Come dice il nome, Epifania significa manifestazione, è il momento in cui si mette in luce il fatto che il Cristo venuto nel mondo è venuto per ogni essere umano, quale che sia il tempo e il luogo in cui vivrà. Dunque è la manifestazione della luce di Cristo all'universo intero. E in questo senso, rispetto al Natale, che mette in luce piuttosto
la grazia dell'incarnazione in un clima di intimità in cui il mistero si rivela ai semplici, ai poveri, ai pastori, oltre che naturalmente nella capanna di Betlemme a Maria e Giuseppe, nell'Epifania questa grazia, questo dono è come offerto, manifestato, proposto al mondo intero. Dunque è la festa dell'universalità del dono di Cristo e quindi anche, in un certo senso, della vocazione missionaria della Chiesa per portare la luce di Cristo fino agli estremi confini della terra, a tutto l'uomo, ad ogni uomo. E coloro che vanno verso questa luce sono i Re Magi. Cosa rappresentano i Re Magi e anche i loro doni? I Re Magi sono quelli che vengono da lontano, prima di tutto, e che hanno lasciato sicurezze per mettersi in un cammino per tanti aspetti impervio. Quindi un primo messaggio è che il Signore si fa incontrare da quelli che lo cercano, da quelli che si mettono in discussione, che sanno lasciare le loro certezze per andare verso di Lui. In secondo luogo, i Re Magi sono guidati nella notte da una stella. Ora, noi sappiamo che la stella è la parola di Dio. Dunque il Signore si fa incontrare da quelli che nella notte del cuore, nella notte del tempo, si lasciano illuminare e condurre come per mano dalla parola di Dio. E finalmente i Re Magi sono quelli che adorano il Signore e gli offrono i loro doni, ciascuno il suo, e questo è anche un simbolo bello di scambio, no? Fra colui che è il dono di Dio per noi e noi che gli offriamo ciò che siamo, ciò che possiamo. E domani solennità dell'Epifania, il Vescovo diocesano presiederà alle 17:30 i Vespri e la Santa Messa seguente nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Il 2018 è andato in archivio con un bilancio significativo dal punto di vista del meteo. A stirarlo l'ARPAL, che sottolinea l'evento più importante a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre, ma anche alcuni picchi record sia che per il caldo estivo che per il freddo invernale. Sentiamo. Il 2018 ha concentrato gli eventi più intensi dal punto di vista meteorologico nel passaggio perturbato di fine ottobre. A rivelarlo l'ARPAL della Regione Liguria, che stila una sorta di bilancio dell'anno trascorso. Il 27 ottobre, infatti, all'inizio della lunga fase perturbata che ha interessato la Liguria, si sono registrate cumulate massime giornaliere di pioggia, tutte in stazioni della provincia di Genova. Cabanne di Rezzo Aglio ha raccolto 306,4 mm in 24 ore, Torria 302,8, Viganego 284,4. Poi ovviamente la storica, è bene definirla così, mareggiata a cavallo tra il 29 e il 30 ottobre, quando la boa di Capomele di ARPAL ha registrato un'altezza massima di onda di 10,31 metri e una significativa di 6,41. E poi il dato sul vento, una vera e propria tempesta, perché i dati relativi alla marina di Loano, ma anche i 171 km raggiunti alla Spezia sono i più alti, i più elevati mai raggiunti in costa nella nostra regione. Altri due fenomeni hanno caratterizzato il 2018 meteorologico. A cavallo tra febbraio e marzo la regione è stata interessata da un'ondata intensa di freddo con valori minimi di temperature raggiunti nel ponente. In estate invece, in particolare tra fine luglio e la prima parte del mese di agosto, il caldo è stato grande protagonista con valori elevati soprattutto nello Spezzino, dove il termometro si è avvicinato ai 40 gradi. Insomma, è stato un anno caratterizzato da una certa varietà di eventi anche intensi e con una bisogna dire anche predominanza di figure anche di bassa pressione. E il 2019 come è iniziato? È iniziato all'insegna del freddo e del secco, poi verso martedì, mercoledì è attesa un nuovo arrivo di aria più fredda, quello che sembra è che si resterà in un regime secco senza precipitazioni. Proseguono a Santa Margherita Ligure i lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata del 29 ottobre. La settimana prossima, lunedì, inizierà l'intervento a Molo Maloncello, l'area di attracco e sbarco dei traghetti ai giardini a mare. La ditta Edil Cleri si è aggiudicata l'appalto per un valore di 11.500 euro più IVA. I lavori consistono nel recupero dei materiali finiti sul fondale, nella risistemazione delle pietre di bordo mancanti, nella banchina di attracco, ancora nella sistemazione delle griglie zincate
arcate esistenti e la sostituzione delle parti mancanti, la realizzazione di 2 rampe per disabili a norma di legge e nel completamento per le parti mancanti della pavimentazione esistente in pietra e relative finiture. Dopo la variazione di bilancio e gli impegni di spesa di fine anno incominciano ora gli interventi sul fronte mare cittadino. Stiamo procedendo con la massima rapidità per risistemare tutto nel più breve tempo possibile. Queste le parole del sindaco Paolo Donadoni. E continua l'impegno del Circolo della Pulce di Rapallo e non solo per portare avanti l'iniziativa Il Tiguglio non molla a favore delle attività economiche del Tiguglio occidentale danneggiate dalla mareggiata. Il banchetto per raccogliere fondi con la vendita di magliette e altri gadget in questo fine settimana è a Chiavari all'inizio di Via Martiri della Liberazione. Vediamo. Facciamo veramente difficoltà a far comprendere che dietro alle barche, dietro il nome famoso degli armatori di ogni barca, ci sono poi delle persone, dei lavoratori e delle attività che hanno bisogno di solidarietà. Ecco, questa è la mia presenza. La mia presenza vuol sottolineare questo aspetto che purtroppo è passato un pochino così in secondo piano. Sarà possibile sostenere questa raccolta a Chiavari in questo fine settimana, ma un sostegno che continua anche attraverso altre forme prima di tutto il sito internet. Certo, intanto c'è il sito che è www.iltiguglionommolla.it, dove c'è anche un IBAN di un conto corrente dedicato proprio a questa solidarietà, dove ognuno può fare un piccolo versamento, ma soprattutto abbiamo fatto queste magliette. Io dico a tutti, prendete una maglietta, portatevela a casa, proprio che sarà l'abbraccio alle attività e alle persone che hanno bisogno di sentire la vostra vicinanza. Noi domani siamo qua tutto il giorno. E come ho detto prima, per sottolineare veramente che il disastro non è quello che si vede, è quello che c'è dietro, sono le persone che hanno bisogno di sentire tutti gli altri vicino. Voi avete donato come associazione anche un logo per portare avanti questo impegno di solidarietà. Come è stato utilizzato finora? È ancora possibile utilizzarlo? Allora, il logo può essere utilizzato da chiunque, qualunque associazione che voglia il logo per fare una manifestazione, per fare dei gadget e poi devolvere appunto una parte del ricavato in questa iniziativa, lo può richiedere e noi glielo diamo. Il logo ormai lo conoscono tutti, è quello dell'Onda con il cuore e all'interno il tiguglio che non molla. Quindi io aspetto soprattutto le associazioni che si muovano, che ci diano una mano e che si diano da fare per chi si è rimboccato le maniche in silenzio, ma che ha veramente bisogno del vostro aiuto. E le categorie che lavorano nel territorio del Tiguglio occidentale si sono poste come obiettivo per ripartire il ponte di Pasqua del 2019. Telepace affronterà questo tema, la ripartenza, lunedì sera nella prima puntata di Direttamente Su del 2019. In studio ci saranno i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino e i presidenti delle principali categorie, albergatori, balneari, pescatori e commercianti. Come sempre l'inizio della trasmissione è alle 21:10, sarà su Telepace 1 al canale 15. E sono iniziati i saldi invernali 2019. Questa mattina le vie del centro di Chiavari si sono affollate di persone che hanno sfidato il freddo a caccia delle offerte. Il commercio del territorio spera in un rilancio del settore, anche se ormai gli acquisti online la fanno da padrone. Sentiamo l'intervista a Giampaolo Roggero, presidente di Ascom. Com'è stato il periodo di Natale e quindi quali sono anche le speranze di questo inizio anno? Il Natale 2018 ha segnato comunque un segno leggermente negativo rispetto all'anno passato, anche perché va detto il 2017 è stato un po' l'anno dei record, quindi se si fa un riferimento a quello naturalmente i dati possono essere non facilmente confortanti. La speranza naturalmente è quella che nel 2019 si possa almeno avere un pochettino più di tranquillità, un po' più di serenità e non come invece c'è stato negli ultimi periodi del 2017. È una società che cambia, oggi si compra molto di più su internet, su questo che cosa si può fare? Confcommercio a livello nazionale parla di dati sempre più importanti degli acquisti online. È il sistema di acquisto che cambia dal consumatore, ma il dato positivo è che molte aziende, molte attività che hanno sede fissa si adoperano per creare e fare investimenti per poter spostare il loro negozio anche su piattaforme dedicate all'online. Qui ci sono anche negozi a Chiavari nel Tiguglio che stanno approdando su internet? Assolutamente sì, questo è un dato positivo e quindi bisogna assolutamente, come dire, cavalcare l'onda e non rimanerne fuori da questo tipo di situazione, certo.
Chiavari secondo lei è abbastanza movimentata, si porta sempre avanti l'iniziativa, ad esempio quella del CIVE d'estate con le grandi abbuffate. È il momento di cambiare oppure va bene così, c'è gente, cosa ne pensa? Bisogna sempre cambiare, bisogna sempre dare degli impulsi nuovi, degli input nuovi, dare sempre degli argomenti per poter discutere, però questo è il fulcro dell'argomento, cioè bisogna sempre discuterne, non bisogna buttare tutto all'aria, bisogna cercare sempre di condividere con altri colleghi le problematiche, perché comunque chi fa lavoro di centri integrati, di comitati, di associazioni di categoria come può essere Ascom fa sempre volontariato. Chi si impegna in questa cosa ci mette del suo e ha bisogno del supporto di tutti i colleghi. State lavorando su qualcosa? A breve ci saranno degli incontri che dovranno essere importanti per la categoria. E questa sera a Chiavari per l'avvio dei saldi i negozi che hanno aderito rimarranno aperti sino alle 23. Martedì prossimo invece si svolgerà nella sede del Banco di Chiavari, della Banca Popolare di Milano, ex Banco di Chiavari, un incontro tra l'istituto di credito rappresentato da Annibale Ottolina e l'associazione consumatori Adiconsum CIS, con la presenza di Carlo Piarulli, responsabile nazionale del settore credito dell'associazione. L'incontro ha lo scopo di trovare un accordo per una soluzione risarcitoria nei confronti dei 250 risparmiatori del Tigullio che hanno acquistato diamanti venduti da IDB SPA tramite la banca. Come noto, il prezzo di acquisto dei diamanti è stato ben superiore al loro reale valore di mercato, come già evidenziato dall'Autorità per la concorrenza e il mercato. I carabinieri di Chiavari hanno arrestato un 45enne separato senza fissa dimora, condannato ad espiare una pena residua di 7 mesi. La misura era stata adottata per reati commessi nell'ottobre del 2009, fattispecie maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali. L'arrestato è stato condotto alla casa di detenzione di Chiavari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina, continua la nostra rassegna dei presepi realizzati nel Tigullio. Oggi andiamo a Paggi di Carasco, dove la natività è stata realizzata all'interno dell'antico frantoio. Vediamo. Abbiamo cercato di fare questo presepe proprio per far conoscere soprattutto un po' Paggi a tutta la gente che non conosce neanche questo paese, per portare un po' di visite, per far riuscire a raccogliere anche qualcosa per mettere a posto poi quella che è la cappella di Sant'Alberto. È l'antico frantoio di Paggi, frazione alle spalle di Carasco, ad ospitare il presepe realizzato dalla famiglia Sanguinetti. La natività con Maria, Giuseppe e il bambino è stata inserita all'ingresso di una cava d'ardesia. A circondare la grotta uno scenario che riporta i visitatori nei tempi passati, con oggetti e mestieri della tradizione contadina. Che piace sicuramente alla gente è la riproduzione poi di quello che è il frantoio in piccolo, con tutta la spiegazione di come funziona. Particolare che non si trova quasi in nessun presepe è la carbonina per fare carbone, così come l'essiccatore delle castagne, un torchio risalente all'anno 100 a.C. che è stato rubata l'idea da un torchio realmente esistente ancora giù a Carasco. I muretti che sono fatti veramente a secco come si facevano una volta, dall'acqua che comunque ne arriva realmente da una sorgente, le piantine che sono veramente piante vere tenute a bonsai. Sono tutta una serie di piccoli particolari, di piccole rappresentazioni, di mestieri che ormai stanno scomparendo, che cerchiamo comunque di far rivivere in qualche modo. Il presepe è aperto fino all'Epifania dalle 15 alle 19.30 e successivamente fino al 3 marzo solo il sabato e la domenica sempre dalle 15 alle 19.30 è stato realizzato anche per portare avanti una raccolta di fondi finalizzata al recupero e al restauro della cappella di Sant'Alberto. Una cappella antichissima di cui non conosciamo esattamente la data di costruzione, sappiamo che ci sono degli scritti che risale sicuramente prima del 1200, davanti c'è una croce celtica che è stata messa dagli abitanti di Paggi nel 1901, ha bisogno ancora oggi di qualche intervento, di manutenzione, e facciamo appunto questo presepe per cercare di farla rivivere. E questa mattina, al termine della messa delle 10.30, è stato rappresentato il presepe vivente al santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. L'iniziativa era già stata realizzata in città prima di Natale in occasione della decennale della manifestazione. La salita al santuario è stata un gesto di ringraziamento alla Madonna e l'opportunità di far benedire il Gesù Bambino che da sempre accompagna il gruppo di figuranti. Ad accogliere i protagonisti di questa sacra rappresentazione il rettore, Don Gianluca Trovato. Dopo la messa, la lettura di alcuni brani di Natale e al termine l'arrivo dei magi.
E a Rapallo riaprono a gennaio le iscrizioni del piccolo coro Emiliani, giunto al suo 5° anno di attività. Diverse le proposte per gli aspiranti coristi, propedeutica per i bambini di 4 anni, pulcini canterini per i bimbi di 5-6 anni, piccolo coro per i bimbi dai 7 ai 12 anni, voci medie per i ragazzi di seconda e terza media. Infine coro giovanile dalla prima superiore in su. Il 5° anno corale prevede tra le varie iniziative il lancio di 2 brani inediti, la registrazione di un videoclip musicale, duetti con cantanti del territorio ed altri cori, concludendosi poi con un gran concerto finale per festeggiare i primi 5 anni di attività. Per informazioni ci si può visitare il sito web www.piccolocoroemiliani.it. E si è rinnovata anche quest'anno l'iniziativa che vede coinvolti i ragazzi dell'Anfas Tigullio Est in un vero e proprio torneo di scherma. Gli atleti stanno crescendo sia dal punto di vista agonistico sia come qualità tecniche. Non è l'unica sfida per i ragazzi, che si sono cimentati anche nella redazione di un calendario stellare. Vediamo perché. 1-0 Daniele. Come sta andando in pedana? Ma sta andando molto bene, ho visto addirittura qualche ragazzo che tira veramente bene, ma la cosa sicuramente che fa più piacere è vedere il divertimento da parte di questi ragazzi. Stanno crescendo? Ma sì, stanno crescendo. Da parte nostra un po' quest'anno magari non siamo riusciti a dedicarci come l'anno scorso, ma dal mese di gennaio in avanti perlomeno una volta al mese vedremo di procedere con degli allenamenti presso la loro sede dell'Anfas. Lì c'è una scherma, una giornata particolare oggi. Sì, è una giornata che insegna che la scherma la possono fare tutte le persone senza distinzioni di età, e possono farlo sia i paralimpici che i disabili che tutti quanti, quindi è un'ottima giornata. Vedo che c'è molta partecipazione. Sì, devo dire che sono molto competitivi, quindi vogliono vincere. Sono tutti contenti, mi sembra. Tantissimo, per loro è davvero importante farlo. Ecco. Poi comunque la scherma è intelligenza, è sapere, sei solo contro l'avversario, per cui devono imparare anche questo, insomma, a difendersi, ad attaccare, a difendersi e avere anche lo spirito del bravo sportivo e accettare la sconfitta. Siamo ancora nelle feste e c'è da parlare un pochino del calendario che avete fatto molto bello. Ma sì, è carino, devo dire la verità, grazie ai miei operatori che l'hanno fatto, grazie ai ragazzi a cui piace molto, e devo dire che è piaciuto molto anche alla gente, ma lo spirito è un po' questo, no? Speriamo di portare allegria nelle famiglie. Ed è andato in scena sul campo Franco Celeri della Colmata Mare di Chiavari la seconda edizione del torneo Un sorriso nel cuore, trofeo Giovanni Bianchi. La manifestazione è stata organizzata per ricordare la prematura scomparsa di Gio. Hanno partecipato squadre provenienti da tutta Italia. 25 squadre di calcio provenienti da tutta Italia, delle leve dal 2005 al 2009 hanno acceso anche quest'anno quel sorriso nel cuore voluto per ricordare Giovanni Bianchi. La seconda edizione del torneo Un sorriso nel cuore è andato in scena sul manto in sintetico del campo Franco Celeri della Colmata Mare di Chiavari, 2 giorni di divertimento e sana competizione per ricordare nel modo migliore la prematura scomparsa di Gio. Per noi è un momento importante perché ricordiamo un ragazzo che è cresciuto con noi, a cui noi tutti qua eravamo particolarmente legati. Per noi è un modo bello per ricordare la sua memoria, per far sì che sia ancora qui vivo con noi. Quante realtà sportive hanno partecipato a questi 2 giorni? Sì, per noi siamo molto contenti perché hanno risposto in tantissimi. Purtroppo abbiamo dovuto fare a numero chiuso perché altrimenti veniva un torneo sproporzionato, quindi siamo molto contenti della risposta di molte squadre anche di regioni diverse rispetto alla nostra, quindi è venuta una bellissima giornata di sport sia oggi che ieri. Oggi in campo le leve dai più piccoli fino a quelli un po' più grandicelli, centinaia di ragazzi hanno calcato i campi. Sì, ieri hanno partecipato le leve 2006 e 2009, oggi 2010 e 2005, quindi diverse categorie e un'infinità di ragazzi per 2 bellissime giornate di sport. Agonismo in campo ma anche rispetto dei valori. Sì, assolutamente, partiamo sempre noi dal principio che
l'educazione, il rispetto, la lealtà siano la base per poi diventare dei piccoli, grandi calciatori. E si svolgeranno manifestazioni sportive anche nel giorno dell'Epifania. Per la pallanuoto dalle 14 nella piscina del Cotonificio di Lavagna si terrà il torneo Aba Waba della Befana. A Santa Margherita Ligure invece dalle 10 del mattino si svolgerà la 19ª edizione del Trofeo Città di Santa Margherita Ligure, torneo pallavolo femminile Under 14. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 6 gennaio, alle 10 nel Parco delle Fontanine di Rapallo, tutti insieme per festeggiare l'arrivo della Befana. Nonostante l'inagibilità del porto è confermato l'appuntamento con la Befana del Circolo Pescatori Dilettanti di Rapallo. Alle 11 la vecchina arriverà al chiosco della musica sempre a bordo di un gozzo che si muoverà però su un carrello con le ruote. La Befana viene dal mare anche a Santa Margherita Ligure sul lungomare, ritrova alle 11 per un appuntamento a cura della Croce Verde San Margheritese. Pomeriggio dell'Epifania dedicato ai più piccoli a Calvari, nel bocciodromo di Piazzale San Lorenzo, animazione a partire dalle 14. All'Ascito Cuneo, invece alle 16, premiazione dei mini presepi realizzati dai bambini della scuola primaria. Il coro Mani Bianche Chiavari Liguria sarà uno dei protagonisti del presepe vivente che partirà alle 14:30 a Statale di Ne in Val Graveglia. Il gruppo di cantori, arricchito dalla presenza straordinaria di alcuni bambini della zona, si esibirà alle 16:30 all'interno della chiesa parrocchiale. Lavagna, la Befana viene dal mare, animazione cioccolata calda e distribuzione di caramelle a partire dalle 14:30 sul lungomare, appuntamento a cura di Arci Ragazzi e della Ludobiblioteca. A Chiavari, nel santuario di Sant'Antonio da Padova, a partire dalle 15, cerimonia di premiazione del concorso dei mini presepi. Le vie del centro storico di Deiva Marina ospiteranno la 28ª edizione della rappresentazione del presepe vivente, a cura dell'Associazione Amici del Presepe. Ritrovo alle 15. Sempre alle 15, ma arriva a Trigoso, la Befana arriverà dal mare, sarà quella del Bagnon, nei giardini di Via Brin. La Befana arriverà anche a Chiavari, in piazza Mazzini, dove a partire dalle 15:30 ci sarà animazione per bambini, baby dance e distribuzione di calze e dolci. La simpatica vecchina arriverà a Villa Sottanis di Casarza Ligure, dove a partire dalle 15:30 ci saranno le frittelle del gruppo Alpini e la cioccolata calda della Croce Verde. Concerto di Natale nella chiesa di San Francesco d'Assisi di Rapallo. A partire dalle 15:30 si esibirà il coro Canticum Novum, saranno raccolte offerte per l'AFSI. La parrocchia di Santa Sabina di Trigoso a Sestre Levante propone il recital natalizio dei bambini del catechismo con processione nei vicoli portando il Gesù bambino benedetto da Papa Francesco. Al termine distribuzione delle calze della Befana per i bambini e gli anziani. La manifestazione inizierà alle 15:30. La favola dei tre porcellini sarà portata in scena dall'Opera delle Marionette di Genova a San Salvatore di Cogorno. Lo spettacolo, che si tiene nei locali dell'impianto sportivo comunale in località San Martino, avrà inizio alle 15:30. Apertura straordinaria del Museo del Videogioco e del Polimuseo del Giocattolo e della Civiltà Contadina di Gattorna di Moconesi, ingresso gratuito dalle 15:30 alle 19. A Santa Margherita Ligure, nell'area del Santa Claus Village, dalle 16 alle 18, laboratorio per bambini, marionette e burattini fai da te. Il 2019 inizia con il Teatro Dialettale al Teatro di Monleone di Cicagna. A partire dalle 16 i villesanti porteranno in scena la commedia di Gilberto Govi, Il vaso di Pandora. Infine a Santa Margherita Ligure, nell'ambito del Santa Festival Winter, a partire dalle 16:30 a Villa Durazzo, si terrà l'incontro dall'opera all'operetta al musical. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e poi alle 12:45 con la prima edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopACE.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Buona domenica.